Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Si comincia con il premio Puskas, una prova inserita nel trofeo Gentleman for Life. Gentleman quindi in salchi a cavalli di 4 anni, non vincitori di 18.000 euro in carriera. Non corre e le Lamborghini, rimangono 5 in prima fila e 1 in seconda. All'1 Eva V, Otello Zorzetto, 2 Ellibro, Dipa, Michela Rossi, 3 Euforia, Rock, Samuele Querci, 4 Enea Horse, Massimiliano, Marco Castaldo, 6 Evita Trio, Massimiliano Michelotto, 7 Scudo di Greppi, Nicola Del Rosso. Favorita Evita Trio, numero 6 dello schieramento, autostart che prende velocità e stacca. Lotta per il comando con velocissimo Enea Horse che scavalca Euforia Rock, a largo anche Vita Trio che prova a puntare in avanti. Enea Horse che mantiene però la testa all'imbocco della prima curva, a largo Evita Trio che non trova posto in corda per l'inserimento di Euforia Rock, poi Ellibro Dipa, quindi Eva V e Scudo dei Greppi, 14-1 per il lancio. Enea Horse che ha preso la testa con decisione e guida a buon ritmo nei confronti di Euforia Rock, di fuori è rimasta Evita Trio, poi Ellibro Dipa, Eva V e quindi Scudo dei Greppi. 28-6 il parziale dei primi 400 metri di corsa sul piede dell'1.11,5. Sulla curva di sinistra Enea Horse prova a rallentare, di fuori è rimasta Evita Trio, in corda c'è Euforia Rock, 43,8 per i primi 600 metri, con il leader che prosegue a buon ritmo. Prova ora a rallentare Marco Castaldo, di fuori Evita Trio, va a fare la seconda pariglia Eva V dopo 800 metri passati in 59-34 per il secondo quarto di gara. Prosegue in vantaggio Enea Horse nei confronti di Euforia Rock, Ellibro Dipa e Scudo dei Greppi. Eva V che deve aggirare Vita Trio che ha finito dopo un giro, 1.14,3 il primo chilometro da parte di Enea Horse che ora accelera, lascia sul posto il resto del gruppo. Enea Horse con 4 lunghezze di vantaggio all'imbocco della piegata conclusiva, 14,7 il parziale della retta opposta alle tribune, 1,29 i primi 1200 metri di gara. Enea Horse per fatti propri, Ellibro Dipa che prova a scavalcare Euforia Rock, poi è Scudo dei Greppi chiuso e quindi Eva V all'imbocco dell'addirittura d'arrivo entra con una ventina di metri di vantaggio Enea Horse che è in chiara evidenza. Enea Horse che nel finale spazia a piacimento, mentre per il secondo posto Ellibro Dipa lotta con Euforia Rock ed Eva V, i tre in linea. 31,3 ad arrivare, 1,14,8 ragguaglio cronometrico per il colpo di Enea Horse, in testa e pedalare Marco Castaldo. Per Lorenzo Baldi al training i colori di Francesco Iacolare, la vittoria del figlio di Ideale Luis che oggi spara un primo giro vertiginoso, lascia lì i rivali, vince in maniera nettissima sul traguardo. Al secondo posto Euforia Rock probabilmente tiene la seconda moneta su Ellibro Dipa ed Eva V, quindi numeri 4, 3, 2 il probabile arrivo della prima corsa dall'Arcoveggio con il netto successo di Enea Horse Marco Castaldo.